Ciao a tutti ragazzi amanti delle due ruote e benvenuti in questo nuovo Motogiro. Oggi Motogiri Itinerari vi porta alla scoperta delle cascate di Nardis in Trentino Alto Adige. Quindi sveglia presto e partenza alle 6:30, destinazione Parco Naturale dell'Adamello Brenta. Ciao da 8 e basta. Ecco, appena partiti abbiamo già un problema tecnico. Marcello si accorge di avere un problema alla frizione della sua Aprilia che non stacca bene, come se rimanesse sempre un pochino tirata. Per fortuna abbiamo capito subito qual era il problema, ovvero era il pistoncino della frizione leggermente allentato dalla manutenzione fatta da Marcello il giorno prima. Quindi mi raccomando, quando fate dei lavori testate sempre prima di partire. Ciao da 8. Bisturi. Ed eccola qui, la mitica chiave da 8 che ha salvato Marcello. Per fortuna i compagni di viaggio ne hanno sempre una a portata di mano perché avendo una Kawasaki dicono che si riesca a smontarla tutta con questo attrezzino qui. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be us. In realtà non tutta, perché nei tutorial che abbiamo fatto, che lasciamo qui in alto a destra, le abbiamo usate tutte tranne questa. Just for a little fun. Oh, oh, oh yeah. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. Eccoci arrivati alle famose cascate di Nardis, un vero e proprio paradiso immerso nella natura e nella tranquillità. Una passeggiata di un paio di chilometri che porta dinanzi a queste cascate che offrono uno spettacolo meraviglioso sia in estate che in inverno con ghiaccio e neve. Luogo facilmente accessibile e quindi adatto per portarci tutta la famiglia. Torniamo a casa e passiamo per il Passo Rolle dove c'erano 16 gradi che in una giornata afosa come era questa si stava da Dio.
arrivati alla fine anche di questo video. Itinerario consigliato sia per le strade che per i paesaggi, ma anche per passare una giornata di relax e pace in questo meraviglioso parco naturale. Come sempre tutti i link utili delle pagine social e della mappa in descrizione. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto il video e alla prossima. Ciao!